Astora qui, non t'avia stella e l'ora di Yuga. E l'ora l'Ampara. Perché è l'ora di... Zabianton. Allora giochiamo insieme. Saluti a tutti, contenti di ritrovarvi in Via Stella e Mola Dugan insieme ai Sapientoni. Auguriamo due squadre, bon, una poi conosciamo. Le CPS di Corti, Paul-André Fluxia, Carlo Maria Santucci, Anna Maria Tomasi, salute. Salute. Tutto va bene? Vabbè. Ci rammentate ciò che è il CPS di Corti? Il centro di promozione sociale di Corti, il centro di formazione di Corsica, che ha visto nascere tutti gli artigiani che hanno partecipato al riacquisto, famosi, rinomati e conosciuti, e dopo l'anno dei 70 si è specializzato in agricoltura e dunque oggi non siamo più che nella formazione agricola, che hanno di noi formati agricoltori rinomati di noi e famosi di noi. È detta. E ti la gioca stasera contro una squadra, una socio e tutto un pubblico. Sono assai numerosi. Riceviamo la socio Corso per Vive, Cesar Mazzotti, Cesar Benedetti, Natalie Mazzotti. Salute. Salute. Parlatemi di la socio Corso per Vive. La nostra socio di Corsica Bebì è stata messa in piazza che la nostra squadra sono più di 20 anni. Abbiamo fatto assai lavoro, c'est-à-dire che ci occupiamo a grande parte di disimpiegati da Corsica. Dopo abbiamo fatto la salute, abbiamo fatto il loggiamento e tutto che ci occupiamo ancora di quelli che sono ritirati lì. Voilà. Dico, a ve e giochiamo a Raffica. Voilà. Sapientoni. Ma non su di giocare, Raffica, voglio salutare me Sapientone, a me Patrizia Gatacega, salute. Buonasera. A Raffica è semplice, ci vuole rispondere il più presto possibile a certe domande. Prima domanda, allez, qual è il nome di un castello di un capitano ad hoc in detentan? Il nome di un castello, un capitano ad hoc? Moulinsart. Le château de Moulinsart, risposta buona. Ste ruina di racconti di Francesco Orsoni porta un nome di un frutto. Qual è esso? J'ai pas compris. L'héroïne, une héroïne des contes de Francesco Orsoni, elle a le nom d'un fruit, et ce fruit si chiama? Fraise. La fraise. La fraise. La fragola. La fragola. Non eravamo mica lontani, La cerise. La fighiligna. Cosa è? Perché il Barbari? Le barbarie. Les figuieri. Ah, no, Ça ça ressemble, hein. No, è presque pareil. Stesso gusto. Voilà. Ouais. Chi canale d'Egitto permette di francare a Mer Rouge par raggiungere il Mediterraneo? Canale di Suez. C'est évident. Risposta una. Il canale di Suez, 194 chilometri, che è stato scavato tra il 1859 e il 1869 e che fa dunque stare tra il Mare Rosso e il Mediterraneo. Ecco, e 20 punti di più. Ascoltate bene, chi è un nome dell'insieme di costruzioni in cui la sua attività o bastore? CPS, ok. Obiazzile. Come? Obiazzile. Ubiazzile. E io taglio stazzo. Il stazzo non è mica l'insieme. Dunque. Un stazzo di una casetta sola. L'insieme di obiazzile. Spiegateci voi chi siete. Chi sono pastore? Pastore, allora, Un stazzo di un luogo dello Stato pastore. Un stazzale poi si l'insieme e in certi luoghi chiamano stazzi, a plurale. Stazzale. O se no i biazzili secondo i luoghi di un stazzo, un gagile, i gompoli a mandra secondo
l'animale che si Una gira Ecco, abbiamo imparato qualcosa di noi stasera e così avete preso 20 punti, bravi. No, merci per noi. Volete sciacquare la risposta? Completa. L'ultima domanda. In che città si può trovare i quartieri di Beverly Hills, Hollywood, Santa Monica? Oh, champignons. C'est bon. Ah oui, marche Nathalie, tocca a voi. À Via Miami. Pardon? Non, à Miami. A Miami, no. No. A Miami, infine. Beverly Hills. Los Angeles. Los Angeles, je te laisse Je suis parler. nulle. Je la laisse parler. Giusto, io te la lascio parlare. Bon, per ora sono in testa. 60 punti, allez. Bravo. E un dico un'onda. Giochiamo a varia via. Allora, giochiamo a varia via. Una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Fate la vostra scelta e rispondete bene. Così pigliate 20 punti, ma non vi sbagliate mica, così no, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. A voi però potremmo cacciare un'onda. Sono male via. Non avete un'onda. E da cominciare con voi. Ascoltate la domanda e le proposte di Patrizia. Prima di giocare in Timizzolo, in che stadio giocava l'ACA tra o stadio Ange Casanova, Attends. o stadio Jean-Louis e o terzo, Laurent? Jean Nicoli? A Casanova. Allora, lo stadio Ange Casanova è quello di UGFCA. Voilà. Ah, toi aussi. Lo stadio di Timizzolo è quello di l'ACA, ma prima di giocare in Timizzolo, l'ACA giocava allo stadio Jean-Louis. Voilà. Jean-Louis, oui, Jean-Louis. Ecco, Meno a Esaline. La Cile ci ho detto. E dopo in 67, quando la CA è culato in prima divisione, dunque si sono detti che lì ha un stadio più adatto e dunque dopo hanno giocato un Timizzolo. Ma buona notizia è che un bica c'è un'onda, eh? Non c'è nulla da cacciare. È per questo che stiamo... Di calluto che mettiamo i punti. Tocca a noi. Di che razza è un cane? Scooby-Doo, l'eroe di un disegno animato di stesso nome. Allora, Scooby-Doo, una risposta 93. È un cane danese, un dog alemano o un San Bernardo? Ma pensi che... No, danese. Danese. Non le seme, on peut pas. O danese. Danese, le danois. Non so se è danese, ma in tutti i casi sarebbe piuttosto alemano. Dog allemand. Faut le voir quand même. Non lo sapete, ça. Tocca a noi. Qual è di queste 3 città spagnole non si trova mica a Nantes o territorio africano tra Melilla, Quetta o Cuenca? Qual è dunque di queste 3 Ceuta, città si dice in spagnolo. Dazza, no? si trova Melilla, mica Ceuta o Cuenca? non si trova mica a Nantes o territorio africano. Qual è essa? A Dazza. La terza Cuenca. Risposta buona! Ah, bravo! Allora, dunque, perché chi lascia Gida, Cuenca, giusto appunto, si trova al centro in Spagna, poco presso, ma Melilla e Ceuta sono 2 città che sono intorniate da un territorio maroccano. Dunque, il Marocco è rivendicato e dunque sono luoghi dove i migranti provano a passare dall'altra parte in Spagna e hanno fatto muri. Hanno costruito muri davanti e avete in capo queste immagini, 2 boiette, queste gente che si appiccano a questi muri per passare e c'è Alain Di Meglio che ha scritto una canzone magnifica che si chiama I spinzoni di Melilla e che descrive queste gente che si stanno appiccati a questi vildi veri barbelli, i spinzoni in Melilla e che soffrono assai, dunque è un Mediterraneo che soffre. L'ultima domanda di Savaria Via. Secondo l'espressione, per conoscere bene qual chi sia, chi ci vuole a fare in cunnello? Allora, ci vuole a bere una volta di vino, a mangiare un sacco di sale
o a fare un viaggio lungo. Sacco di sale. Andrea sa. Un bacino di sale. Un bacino di sale, un sacco di sale. Sale, risposta buona. Quella passata a noi, sta storia che abbiamo. A noi ci possiamo vedere che storia è che storia è mica. Ah, se voi vade tre a tempo, di anche meglio. Viaggio, usare uino. Prima uino. Prima uino. Perché usare dopo? Perché sennò dopo ti giuro di qui. Che prima Allora. uino, je la bese e lo mette a sodornada. A chi ne esempio? Boh, mettete 40 punti quantunque, bravi. 80 punti sempre in testa per Ava. E ci vediamo mica, no? E me la saluta stasera, sono Culigiani che sono venuti da Portivecchio, due scuole, due quinti bislingui di un collegio di Portivecchio. Salute! Una pena per tutti. Giochiamo a trappola. Tempo di scopre se domande preparate e travagliate dai nostre squadre, me la comincia. Anche voi per a trappola. Allora, se li rispondono bene, pigliano i 40 punti. Sì, via, Se non conoscono mica la risposta, pigliate voi i 20 punti. Noi siamo una precarietà, noi, Ci puttiamo. Se avete 2 o 3 punti, Se volete facile, cavolo. Allora, un ritratto, Come si chiama un luogo dove si trovano se stantare? Figurati bene. Questa girata di parole. Come si chiama un luogo dove si trovano se stantare? Villarade di Balaggio. Pardon? Balaggio. J'y vais, moi. Non ho più nulla da fare qui. Risposta buona, risposta buona. Ah, La resta che c'hai avuto qua. No, l'hai riconosciuto subito, Riconosce tutto. Vabbè. No, mica Conosce tutti. oui, mais ça, tu... Allora, lo sapevi. attenti che li sono specialisti di drapole, Ah, noi siamo sempre sotto, allora. Giusto appunto. Siamo una precarietà, allora. Conoscete gli animali o no? Sì, appena. Bon, allora, cascabè. Considerando che a mulla nasce da diumente e di usumere e che l'arcimulo nasce da asumere e di un cavallo, come si chiama l'animale che nasce da mula e l'arcimulo? E così da fare. Vabbè, questo. Beh, sa fa. E la storia Considerando Questa che è la una mula trappola. nasce da diumente e di usumere e che l'arcimulo nasce da asumere e di un cavallo, come si chiama l'animale che nasce da mula e l'arcimulo? Mica la jumenta, no? Vabbè. Le mulets. No. Le mulets. Come Je mulet? comprends pas. No, Vabbè, le mulet, la Aiumenta, no, jumenta. aiumenta, no. comprends pas le- Aiumenta, no. Di normale, non capisce mica, di normale, perché la risposta è Non esiste mica. non esiste mica. Allora ci date 60 punti, allora. No, perché 3 in 2 sono L'âne. infecondi, Allora qua siamo, I zumbi. noi siamo mica sumeri, no? No. Allora, Eh oui, on est des bon, ânes. 40 punti quantunque, Lui, ça n'existe pas. ma sono appena in avanti. Perché rispondono bene e sono a 140 punti, siete in testa per ora. Bravi, allez, giochiamo a sciapacapo. Allora, sciapacapo. Ci vuole scoprire un personaggio. Il primo indizio per trovare sul personaggio, il primo indizio è con Patrizia. Allora, sono un uomo di un nord che ha accurtato la sua gasata. Una gasata che piace a tutti, soprattutto tagliata a fette. Falla a tutti. Che falla a tutti? Qual è questo? Falla a tutti. È quello che... No? Quello che Falla a tutti. Natalia, Un mio rifugio era l'isolella. Mi ci sono installata in 1955 e ci campavo a meditare l'annata. In la mia casa sono parecchie guppe. Come casata non c'è da stunarsi.
Allora, ribio, un mi rifugio era di Sulela, mi giso installato in 1955 e ci campavo a meida di Lanada. In de a me casa so parecchie e goppe, ma qua a me casada un c'è nulla istunante. Buon. Casa nuova. Dateci un altro indizio, Patrizia. va. Ali, come amico Gurtinese, Domenico, abbiamo fatto saltai d'api di champagne più di una volta e forse a vicinanza di cantine che ci vedi a mercare i bunti. Raymond Coppa, o Andy Raymond Coppa. Dunque c'è un pastore che trova la coppa. Di che modo? Raymond Coppa, risposta buona. Allora, l'altro indizio era come Zizou so un merengue. In 1957 sono stato il primo francese a vincere a Coppa i club campioni. In 1958 ho ricevuto un pallone d'oro. In Spagna mi chiamavano Copita. E comunque si sa che Coppa si era stabilito in Corsica, in Porticcio dunque, e ha giocato a Reims. E era una leggenda. E il primo di giocatore di drink di football francese. Se la vi interessa, i nostri sapientoni di stasera. Sapete? Se la squadra di UCPS di Cortiancourt, 200 punti, bravi. Bravo. Allez, rigare. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, i regali per tutto il mondo. Non so mica perché. Sono stanco stasera. Non c'è più nulla da giusta dopo una partita così, penso che... Allora, abbiamo dato in ami, abbiamo salutato il pubblico stasera. Due belle squadre di Sapientoni, ringraziamo di aver giocato con noi. Ringrazio torno a Patrizia Canacega, ma Sapientoni a me. Venite a giocare con noi, sapientoni.tv o non la nostra pagina di Facebook, date una stundetta di informazioni, non via stella. Noi ci ritroveremo da qui a poco, o no? A presto, ciao. Venite.